La precarietà del lavoro degli immigrati dai paesi dell'Unione Europea, una situazione che cambia anche a causa della guerra in Ucraina. L'opposizione democratica in Bielorussia stretta tra Lukashenko e il pericolo di un coinvolgimento del paese nella guerra in Ucraina. Gli sloveni alle elezioni hanno decisamente bocciato il progetto sovranista del premier Janez Janša e scelto il liberalismo di Robert Golob. Lo scrittore e attivista Valeriu Nicolae e il suo impegno per garantire dignità, diritti e progresso sociale alla comunità rom in Romania. Aleksandar Zograf, al secolo Sasha Rakezic, il fumettista e illustratore serbo che racconta la quotidianità e la storia dei Balcani. Tutela del suolo, salvaguardia degli ecosistemi, salute dei consumatori potrebbero essere le ulteriori ricadute negative del conflitto in atto per l'esigenza di rendere disponibili in breve tempo prodotti agricoli essenziali fino a qualche mese fa massicciamente assicurati dall'Ucraina. La Commissione europea ne ha discusso, così come per il sostegno al reddito agricolo e il contrasto ai fenomeni speculativi, i ministri dell'Europa meridionale. Tutti convengono, anche per l'agricoltura la guerra produrrà conseguenze a lungo termine. In un quadro siffatto resta difficile credere che il lavoro bracciantile e non solo non subirà tendenze peggiorative dopo le lotte ininterrotte da parte di lavoratori e sindacati per il riconoscimento dei diritti e per l'emersione del lavoro nero. La Capitanata è conosciuta come il granaio d'Italia e accanto alla tradizionale produzione cerealicola affianca coltivazioni orticole e da frutto. È qui che migliaia di migranti stagionali provenienti principalmente da Romania, Albania, Bulgaria assicurano prodotti alle tavole europee, presenze tuttavia sensibilmente ridottesi nel volgere di pochi anni. I lavoratori migranti dell'Est Europa sicuramente nei nostri campi sono diminuiti in maniera importante, anche perché le condizioni di lavoro nei paesi di origine è migliorata. Molti paesi europei sono più attrattivi dell'Italia e le condizioni di lavoro nei nostri campi purtroppo ancora non migliorano molto lentamente. Se diminuisce l'offerta di manodopera nei paesi che non assicurano condizioni di accoglienza e integrazione, livelli salariali e di sicurezza adeguati, la domanda di lavoro specializzato resta comunque alta. Ai lavoratori migranti che lavorano nelle nostre campagne sicuramente va fatta tanta formazione per renderli specializzati, anche se molte etnie come i rumeni hanno già ottime capacità specializzate al pari di tanti lavoratori autoctoni italiani. Per i paesi del vecchio continente oggi il problema è triplice: trovare soluzioni al drastico calo di produzioni e forniture, battere sul tempo il peggioramento della crisi internazionale, salvaguardare i diritti faticosamente conquistati per i lavoratori più esposti, in testa agricoli ed edili. Il lavoro sommerso è molto presente in nazioni come Polonia, Lituania e Bulgaria, e che questi stessi paesi dove è presente il lavoro sommerso sono poi i paesi dai quali escono lavoratori che si spostano in altri stati membri e sono a loro volta vittime del lavoro sommerso. La situazione è migliore negli stati fondatori e negli stati che già da tempo aderiscono all'Unione Europea, salvo per l'Italia, che rimane un paese con un alto tasso di lavoro sommerso, la Grecia e la Spagna. Strumenti come l'Agenzia Europea per il Lavoro, la Piattaforma Europea per il Lavoro Sommerso, la Direttiva sulle condizioni di lavoro trasparente sono solo alcuni degli strumenti adottati dall'Unione. C'è una proposta di direttiva sulla cosiddetta due diligence, in cui si chiede alle imprese di adottare degli anche meccanismi di certificazione per dimostrare che non utilizzano lavoro e sfruttamento di manodopera, quindi lavoro non emerso in sostanza. L'Unione Europea poi ha messo delle condizioni anche nei fondi che concede, perché nel Next Generation EU chiede proprio fra i punti che gli stati devono raggiungere la lotta al lavoro sommerso, e questo si riflette poi nei piani nazionali di tutti gli stati membri.
L'invasione russa dell'Ucraina in corso da ormai oltre 2 mesi ha contribuito a spegnere i riflettori sulla Bielorussia, ma la lotta dei bielorussi contro il governo dell'autocrate Lukashenko è tutt'altro che sopita. Le oceaniche manifestazioni dell'estate del 2020, che sembravano essere sul punto di far cadere il regime, sono state represse con la violenza e per opposizioni e attivisti è diventato sempre più difficile manifestare il dissenso. Intanto, proprio la guerra di Putin ha spinto a un'ulteriore vicinanza il popolo bielorusso e quello ucraino. Centinaia i volontari che sotto l'effigie della bandiera della Bielorussia indipendente combattono in Ucraina a fianco di Kiev, proprio mentre Lukashenko ha di fatto coinvolto il paese nella guerra di aggressione offrendo il proprio territorio alle truppe russe. Vicinanza tra i due popoli soprattutto nella diaspora, conferma Ekaterina Žužuk, attivista bielorussa che vive in Italia. La vicinanza tra i popoli c'è sempre stata. Infatti per noi è impensabile che possiamo sparare contro gli ucraini. È altrettanto difficile per me personalmente realizzare che spariamo contro i russi o che i russi sparano contro di noi, perché veramente nella nostra mentalità, almeno nella mia, sono dei popoli che sono molto vicini, erano molto vicini prima delle guerre in Ucraina. E anche se il dittatore bielorusso ha consegnato di fatto il territorio del paese al suo collega russo, il popolo che non l'ha eletto chiaramente non condivide questa scelta. Però i bielorussi fanno di tutto e di più per sostenere il popolo ucraino. Abbiamo i volontari che si sono arruolati nell'esercito ucraino, c'è il reggimento di Kastusk-Kalinowski che è composto da centinaia di bielorussi. Così come la lotta per la libertà degli ucraini e dei bielorussi, anche i poteri che la reprimono sono legati a doppio filo da sempre, lo dimostrano anche i recenti arresti di giornalisti. Uno di loro è Denis Ivashin, che è stato arrestato a marzo 2021. Denis Ivashin è un giornalista d'inchiesta. È stato arrestato dopo che sono state pubblicate le prime 2 puntate della sua inchiesta sugli ex combattenti del corpo speciale Berkut, il corpo speciale ucraino che era stato dichiarato fuori legge in Ucraina dopo che avevano partecipato alla soppressione di Maidan. È riuscito a dimostrare che gli ex combattenti di Berkut si sono rifatti la vita in Bielorussia. Sono stati assunti nelle forze dell'ordine bielorusse che hanno partecipato alla brutale repressione delle manifestazioni pacifiche in agosto del 2020. Guarda caso, poco dopo viene arrestato e non solo, di recente gli sono state mosse le accuse di alto tradimento proprio perché aveva indagato su questi rapporti tra la Bielorussia e l'Ucraina, queste transazioni di questi personaggi poco chiari, chiamiamoli così. L'accusa di alto tradimento che prevede fino a 15 anni di reclusione. E intanto la repressione continua con nuove leggi liberticide. Negli ultimi giorni stiamo assistendo all'ennesimo giro di vite. È stata appena approvata la modifica al codice penale bielorusso che prevede la pena di morte per il tentativo di un attentato terroristico. Terremoto politico in Slovenia, i nostri vicini orientali nelle elezioni parlamentari hanno bocciato il progetto sovranista del premier uscente Janez Janša, ridimensionato i partiti dell'opposizione di centrosinistra del precedente mandato e affidato il potere a Robert Golob e al suo movimento Svoboda, Libertà, una formazione liberale con sfumature socialiste fondato appena 3 mesi fa. Golob è stato votato da circa il 35% degli elettori, Janša ha preso il 24%. A superare lo sbarramento opposto al 4% sono stati poi i democristiani di Nuova Slovenia, i socialdemocratici e la sinistra marxista. Janez
Janša, nei 2 anni in cui ha guidato il governo di centrodestra, ha spostato la Slovenia verso il blocco di Visegrad. Una politica caratterizzata da una strettissima alleanza con l'ungherese Orban e da frequenti polemiche con Bruxelles. Una strategia che ha radicalizzato la politica slovena e trasformato le elezioni in un referendum pro o contro Janša. Queste erano elezioni con un solo punto di partenza e un punto d'arrivo: rimuovere Janez Janša dal potere. Con cosa cambiarlo? L'abbiamo cambiato con un grande punto interrogativo. Ma chi è questo punto interrogativo? Golob è un ingegnere elettrotecnico, fino a pochi mesi fa era un manager pubblico, guidava con ottimi risultati la GEN, società energetica parastatale. Il vincitore delle elezioni è entrato in politica solo dopo che Janša lo ha rimosso dal suo incarico per fare posto ai suoi fedelissimi. La maggioranza degli sloveni lo ha votato perché è chiaramente ostile a Janša. Un po' ho paura perché non lo conosco, non so cosa farà. E almeno è più giovane, contrario all'attuale potere, e forse ha qualche buon progetto. È simpatico, però di lui non so niente. L'ho votato perché un po' mi ha convinto e poi perché non ce n'erano di altri. Credo che noi sloveni abbiamo scelto nuovamente la democrazia e questo è giusto. Credo però che anche abbiamo scelto qualcuno che non conosciamo. Non penso solo a Golob, ma anche ai suoi 40 deputati. Non sappiamo cosa faranno queste persone. Sa com'è, non ha senso parlare. Il tempo e le sue azioni ci mostreranno cosa saprà fare. Gli sloveni, posti di fronte al dilemma se scegliere il sovranismo di Visegrad o l'Occidente liberale, hanno risposto andando in massa a votare. Alle urne si è recato quasi il 70% degli aventi diritto, il dato più alto degli ultimi 2 decenni. Gli sloveni intendono la politica come uno strumento abbastanza noioso che non si impiccia dei loro affari e lascia il paese nelle mani di burocrati e tecnocrati. Janša ha immerso un messaggio politico di destra, un programma di democrazia illiberale che è stato rifiutato dalla grande maggioranza in un referendum contro il primo ministro più che in un'elezione di un nuovo primo ministro. Il Parlamento sloveno è composto da 90 deputati, tra questi anche il rappresentante della comunità italiana Felice Žija. Golob intende unire i suoi 41 deputati in una coalizione con i socialdemocratici e la sinistra radicale. Il futuro capo del governo, nel giorno della vittoria, costretto a rimanere a casa sua a Nova Gorica in quarantena, ha annunciato che intende agire subito nel campo sanitario e scolastico per gestire una eventuale ondata della pandemia e che intende intervenire per gestire la crisi energetica provocata dall'aggressione russa all'Ucraina. Ferentari, il ghetto di Bucarest, dove la povertà, la violenza, la droga, l'alcolismo e la prostituzione scandiscono le giornate tra palazzi che sembrano reggersi per chissà quale sfida della legge fisica. Al centro del ghetto c'è la scuola ed è proprio qui che Valerio Nicolae ha cominciato ad aiutare i bambini a fare i compiti, sport e altre attività. Tutti figli di genitori tossicodipendenti o detenuti e dunque assenti, figli di madri vittime di violenza. Il suo obiettivo è crescere bambini senza speranza e farli diventare dei ragazzi normali. Nel 2013 avevamo una casa nei pressi della scuola, siamo diventati il punto di riferimento per le famiglie, ma poi nel 2019 il sindaco ha revocato la concessione perché mi riteneva una minaccia per la sua carriera politica. Allora ho mollato, ho chiuso l'attività e mi sono sfogato sul mio blog. In 24 ore ho ricevuto migliaia di messaggi di incoraggiamento. Non dovevo abbattermi, con i miei risparmi ho comprato Casa Buona, così la chiamavano i bambini, che oggi accoglie 120 ragazzi del ghetto.
A causa della pandemia, Casa Buna è chiusa, ma le famiglie non sono lasciate sole. La distribuzione degli alimenti, dei medicinali e dei vestiti non è stata mai interrotta. Accanto a Casa Buna c'è la casa dove vive Valeriu, dove ci racconta com'è cambiata la sua vita da rom discriminato e insultato a una persona colta e rispettata per tutto ciò che è riuscito a fare per i ragazzi e le famiglie differentari. Sono cresciuto in una cittadina multiculturale vicino a Timișoara, dove si imparavano parolacce in tutte le lingue. Mi hanno fatto capire di essere uno zingaro solo all'età di 7 anni, quando mi sono trasferito a Craiova. Per me è stato scioccante. Le cose oggi sono cambiate e nel mio caso essere zingaro è diventato addirittura un valore aggiunto. Centinaia di persone vengono a darci una mano e ci fanno donazioni di soldi dicendoci «so che li spenderete per i bambini». Mi sembra di essere diventato lo zingaro che tutti vogliono avere per amico. Sai, quando le persone dicono «non ho problemi di razzismo, ho anche un amico zingaro». C'è sempre tanta ironia nei racconti di Valeriu, autore di libri tra cui La mia esagerata famiglia rom, tradotta anche in italiano. Ha scritto di sé e anche di sua madre nelle colonne del più importante settimanale di cultura in Romania. Mia madre era un uragano, piena di energia. Nonostante la difficile situazione familiare e le discriminazioni subite, non ha mai ceduto. Con lei non potevo lamentarmi di essere discriminato. Mi diceva: devi lavorare duramente per diventare migliore degli altri. Non esiste la frase non posso, ma non voglio. Dovevo essere come lei, un motore che non si ferma mai. E allora qual è il prossimo obiettivo di Valeriu? Non tollero la corruzione. Negli ultimi anni ho scritto molto sulla classe politica corrotta e su cosa potremmo fare per avere una società più giusta. Credo che dovremmo lamentarci di meno e piuttosto fare qualcosa per migliorarla. Le storie prendono forma nello studio di casa a Pančevo. Da qui Saša Rakešić, in arte isograf, l'incisore, è sempre rimasto in contatto con i più grandi disegnatori internazionali, anche quando la Serbia era in guerra con la NATO, e lui raccontava al mondo con i suoi fumetti il disastro ambientale provocato dai bombardamenti sul petrolchimico e la fabbrica degli azotati che vedeva dalla sua finestra. Oggi che l'Europa è di nuovo in guerra, ricorda quanto quell'esperienza abbia segnato il suo lavoro. Ljudi u Srbiji shvataju šta znači napad na jednu zemlju. La gente in Serbia sa cosa vuol dire essere sotto attacco. Siamo passati attraverso i bombardamenti della NATO negli anni 90. D'altro canto abbiamo legami storici con la Russia dall'800, anche da prima, quindi seguiamo questa tragedia da diversi punti di vista. Sappiamo per esperienza quanto sia importante leggere tra le righe i comunicati ufficiali, perché la propaganda è una parte importante della guerra. La cosa più terribile è che, come nelle guerre degli anni 90, le principali vittime sono la gente comune, i civili, che oggi sono i più esposti agli attacchi degli eserciti. Organizovane vojne sile. Storie di gente comune travolta dalla grande storia. Questo è uno dei fili conduttori dei lavori di Isograf. L'ultimo glielo ha commissionato il Centro Memoriale di Kragujevac per ricordare ai ragazzi di oggi la strage del 21 ottobre del 41, quando i nazisti fucilarono per rappresaglia centinaia di studenti delle scuole superiori di quella città. Istoričarima, dakle, ne ljudima sa strip scene. È un progetto che nasce dalla mia collaborazione con gli storici. Non succede spesso in Serbia che un museo chiami un fumettista per trattare un tema come la strage di Kragujevac, dove furono uccise 3.000 persone in 2 giorni e tra loro moltissimi studenti di liceo. Odu na pogubljenje. Immagini e parole compongono uno stile originalissimo che illumina i grandi eventi della storia attraverso i destini dei singoli. Lo spunto può essere una vecchia cartolina, un oggetto che arriva dal passato, come il quaderno di Radoslav, un diario trovato nel mercato delle pulci di Pančevo,
pagine fitte annotate da un ragazzo serbo durante la Seconda Guerra Mondiale che restano improvvisamente sospese. To je nešto što je potpuno ispod radara istorije. Sono storie che sfuggono alla storia. Lui non era certo un personaggio importante, non ne conosciamo neppure il cognome, solo il nome, Radoslav, ma con parole semplici racconta il destino di un uomo comune in una situazione tragica come l'occupazione della Serbia negli anni 40. Srbije tokom 40. godina. La storia di Radoslav si mescola a quella di Hilda Daic, una ragazza ebrea di Belgrado uccisa nel campo di concentramento di Staro Sajmište, una et illesum serba che prima di essere internata faceva la volontaria nella sua comunità, oggi quasi scomparsa. Ona je uspela da dok je boravila u logoru. Mentre era rinchiusa nel campo di concentramento, Hilda riusciva a mandare delle lettere a una sua amica a Belgrado. È grazie a lei che noi sappiamo come si viveva e cosa succedeva nel lager. I šta se sve dešavalo u logorima. Un fumetto ora conservato a Gerusalemme, nella biblioteca dello Yad Vashem.